Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta. Dunque ci vediamo per commentare insieme tutte le notizie della giornata di oggi, dove ci sono molti aspetti, molte cose interessanti in effetti sui quotidiani. Adesso ne vediamo alcune in particolare. Tra queste c'è le aperture, c'è il tema dell'inchiesta ovviamente che riguarda adesso la ricerca dei vaccini da parte dei governatori, e ora vediamo anche che cosa succede. Poi il voto alla Camera, quindi 535 mi pare, adesso vabbè, insomma, comunque a stragrande maggioranza i sì, però si rompe ulteriormente il fronte del Movimento 5 Stelle, là dove di fatto ora pensano davvero di far nascere quel gruppo di cui avevamo parlato l'altro giorno, ripescando il simbolo dell'Italia dei valori. Ciao Riccardo, buongiorno a Francesco, Laura, Antonella, Nirvana, ciao a tutti. Allora, intanto c'è poi quel caso pazzesco, due aspetti che poi ritroviamo poi in particolar modo, uno anche sui giornali del Veneto, sul Corriere del Veneto, Schwarzer, che è una roba pazzesca. Io non so voi come la pensate, rovinata la carriera di questo ragazzo, era un intrigo internazionale di fatto, e alla fin fine, ciao Gaetana, alla fin fine non si era dopato. A Trieste tiene banco il caso Tuia, che insomma i suoi insulti ancora una volta alla comunità gay dopo l'aggressione ad Antonio Parisi. E invece a Treviso l'omicidio Tassitani in Veneto, voi ricorderete forse la figlia del notaio Iole Tassitani che fu uccisa e smembrata da Michele Fusaro. Ora c'è l'ipotesi che vi fosse anche un mandante, un complice di Fusaro, con alcune lettere appunto che sono state spedite alla famiglia. Grazie di cuore Aldo, sì, perché abbiamo fatto numeri da record anche nel 2020 con Tele4. Buongiorno Ferdinando, ciao Franco. Franco, le vaccinazioni, vero, la riapertura delle palestre, lo so che tu su queste due cose batti molto. Bellissima intervista con Riccardi, grazie di cuore Rossella, oggi scopriremo di che colore siamo. Adesso anche la variante napoletana, qui ci vorrà il vaccino di bufala. C'è la variante istriana di cui parlano tantissimo a Trieste, fa morire da ridere, che porta un po' di atrofia alle dita, non puoi più aprire il portafoglio, straordinaria, non so chi se l'ha inventata. Alfio, Galli lo stesso che ha smentito il suo stesso ospedale, smentito al suo stesso ospedale. Alfio, è esattamente così, quello che non vi ho ancora detto. Galli racconta oggi sui giornali, in una qualche intervista, non mi ricordo dove, ma sapete, mi fa quasi tutti i giorni una telefonata al ministro Speranza, quindi lei entra nel CTS, è diventato un consulente? No, ma rientro tra quelli che evidentemente vengono ascoltati di più, ma non voglio avere ruoli, ho già tanti nemici, non mi interessa. Quindi capite che il ministro Speranza dialoga quasi quotidianamente con Massimo Galli, con quello di cui abbiamo parlato in questi giorni, che è quello che viene smentito al suo ospedale, perché dice che l'ospedale è pieno di varianti. Non era vero niente, erano solo 6 quelli con le varianti da dicembre, mi pare, per di più. Cosa dice? Vedremo tra 15 giorni. Magari ho esagerato, ma vedremo tra 15 giorni, come sempre, diciamo, con questo profumo di ottimismo che è il sale della vita di Ricciardi, e quello che ha appunto raccontato. Questo abbiamo già fatto vedere. Alfio, anche chi era Franco, tu sai se vaccino la fascia tra 56 e 79 anni? Grazie. Franco, io lo so che tu chiedi sempre questa cosa qua. Il problema è che, come vedi, i piani vengono riaggiornati di continuo, e questo è il problema. Cioè, noi dovevamo finire a gennaio, addirittura, se ricordate, tutti i dipendenti, gli uomini e le donne che gravitano intorno a ospedali e case di riposo. Il 15 febbraio dovevamo partire si parte tutto tardi, quindi è tutto imprevedibile, però i piani li abbiamo già annunciati qualche settimana fa, proprio qui dovrei andare a riguardarmeli, ma non credo che saranno rispettati. Il tema è questo, purtroppo, anche perché che cosa succede? C'è l'ultimo passaggio, che è quello per esempio di un ulteriore rallentamento per la vaccinazione degli insegnanti, perché c'è un problema di privacy sollevato dai sindacati. Su questo potremmo discutere, e che quindi fa riparimetrare anche la vaccinazione probabilmente per la scuola, per gli insegnanti. Galli è un malato di protagonismo come altri. Allora, andiamo a vedere, parliamo subito poi dell'inchiesta. Il Gazzettino dice caos, vaccini e scontri e indagini. Il Corriere della Sera, fiducia a Draghi, 5 Stelle franano.
Repubblica, vaccini, Draghi accelera, e parlano ovviamente ancora una volta dell'intenzione, l'obiettivo è quello di vaccinare, come devo mettere qua, metà degli italiani entro l'estate, e l'Italia è la prima in Europa per vaccinazioni, dice Repubblica. Poi però andiamo a vedere i numeri. La Germania fa 4,4 milioni e più di dosi fino a questo momento, l'Italia 3,2 milioni. Perché dobbiamo dire che siamo i primi in Europa quando non è vero? Ok, andiamo a vedere la percentuale allora. La percentuale è praticamente identica, cioè 5,31 di vaccinazione sulla popolazione, 5%,31 l'Italia, 5,28 la Germania. Allora siamo i primi. Vabbè, e questa è la proporzione reale, però Repubblica insomma dice che siamo i primi. Vabbè. Sul caso vaccini è molto importante. E poi arriviamo alla dissoluzione del Movimento 5 Stelle con la giornata di ieri e il voto alla Camera, perché in 30, altri 30 insomma hanno mollato. 535 sono i sì per Mario Draghi, mi ricordavo bene. Dunque, il NAS di Perugia e la Procura di Perugia stanno indagando su questo commercialista che è un quarantenne di Messina che si è finto intermediario. Quindi mentre noi parliamo delle regioni che cercano questi benedetti vaccini, si fa un'indagine per uno di questi fantomatici intermediari, cioè il Veneto dice i nostri sono seri, verificati, certificati, siamo tranquilli, l'ho detto ieri sera in onda, perché mentre parte l'inchiesta a Perugia, un'inchiesta anche in Lombardia, il Veneto dice sì, vengano pure qui a guardare le chiavi e le carte, ma quello lì non è un nostro intermediario, insomma, ecco, per essere chiaro. Però di questo quarantenne di Messina si fa un'indagine. Aveva proposto AstraZeneca ancora prima, tra l'altro, pare dell'approvazione di EMA, quindi molto interessante la cosa. Si acquisiscono carte all'AIFA, si acquisiscono carte alla struttura commissariale di Arcuri, si acquisiscono carte alla regione Veneto. Riccardi ieri sera, vicepresidente della regione Friuli Giulia e assessore alla sanità, a parte dire ancora che in teoria dovremmo restare gialli in Friuli Giulia oggi, così come dovrebbe essere in Veneto, ascolteremo Zaia tra poco alle 12:30 in diretta su Antena 3, ma comunque ha detto che ha fatto capire come su questa cosa dell'acquisto dei vaccini ci crede un po' poco. Tutte le segnalazioni che arrivano alle regioni vengono girate appunto a Zaia. Ieri un po' smentito da Bonaccini, mi è sembrato di capire, a Piazza Pulita, insomma, per l'acquisto eventuale di vaccini che l'Emilia Romagna voleva fare tramite un canale della Croazia, e Bonaccini pare che abbia ridimensionato parecchio questa cosa che aveva raccontato dell'Emilia Romagna Zaia qualche giorno fa in conferenza stampa, e vabbè. Il Tribunale di Roma ha ordinato intanto a Pfizer di mostrare le carte del contratto, perché allora noi dobbiamo capire se questi fanno i furbi o meno, come mai noi stiamo andando a comprare delle dosi che dicono che ci sono sul mercato e Pfizer nega ci siano. Dove sta la verità? Cioè, avremo diritto di capire qual era la realtà, come mai qualcuno va a offrire ai governatori delle dosi al di là dei truffatori e ci sono ancora queste dosi sul mercato, o tutte quelle che escono dalle multinazionali finiscono sul mercato, o c'è qualcosa che non torna, e l'abbiamo detto 1000 volte in questi giorni. Il padre di questa inchiesta in qualche maniera sarebbe Claudio Dario, ex dirigente a Treviso, a Padova dell'azienda sanitaria del Veneto, oggi in Umbria, così come l'assessore regionale dell'Umbria è Luca Coletto, che fu assessore alla sanità del Veneto, poi sottosegretario il governo Conte 1, e Luca Coletto è uno di quelli appunto che ha informato le procure e sarebbe impredicato tra l'altro di fare il sottosegretario anche di questo governo. Ieri abbiamo visto un po' di queste anticipazioni. Eccolo qua, Aldo. A Castelfranco la vicenda Tassitani è una ferita ancora aperta, purtroppo sì, ma in tutto il Veneto, di quelle tragedie che ha colpito veramente tutti, come il massacro di Gorgo, Aldo, cioè sono quelle cose che quando ne parli è un dolore per tutti e tutti seguono davvero, perché si immagina il dramma vissuto da quella famiglia. Franco, grazie alla tua disponibilità e gentilezza. Alfio, che dici, è vero che in Germania hanno bloccato i vaccini AstraZeneca? Una parte sì, perché davano reazioni, ma tutti danno reazioni, l'abbiamo detto e raccontato anche in diretta con
la regione Veneto e l'Italia è quella che fa più segnalazioni. Buongiorno Varino, cosa succede se andiamo in fascia bianca? Si riapre tutto? Sì Paola, ma non mi pare che ci sia questa opportunità in questo momento. Ce l'ha la Valle d'Aosta, questo senz'altro. Si dissolve quello che non è mai esistito. Sabrina, una cosa non riesco a capire, Ferdi, perché di fronte a questa pandemia, perché non si può togliere quello che è il brevetto ai vaccini e far sì che tante aziende italiane nel mondo potessero produrli? Come si può non cederlo in questo momento così grave? Sabri, sono perfettamente d'accordo con te. Il tema qual è? Qui lo avevamo detto a metà dicembre, perché non ci prendiamo il brevetto e lo produciamo qui. Ne abbiamo parlato ancora ieri sera con Riccardi, l'assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia, dice abbiamo visto e valutato questa opzione anche tempo addietro, ci vogliono mesi, quindi anche la Fidia di cui parliamo di Abano Terme o l'altra azienda che potrebbe produrre i vaccini di Pfizer o altri in Italia e che è nel Lazio ha bisogno di mesi per risistemare questa sua catena e riadattarla. Va bene, non importa, che lo facciano subito, ma non c'è alcun dubbio, cioè io non vedo altri scenari, davanti a una pandemia regna solo il dio denaro, che tristezza. Margherita, mi sembra che stia diventando così, ma speriamo davvero di capirlo in questi giorni perché voglio continuare a essere un illuso, almeno su questo. Andiamo velocissimi. Allora, fiducia a Draghi, 5 Stelle franano e questo è un caso veramente interessante perché mentre c'è un caos totale, molto di previsto, l'avevamo già detto anche qui nei 5 Stelle, i vari Alvise Maniero, l'ex sindaco di Mira, uno dei primi sindaci 5 Stelle d'Italia, insomma vota no, Raduzzi, altro parlamentare di Padova dei 5 Stelle, però vota, si astiene, Arianna Spessotto, altra grillina veneta, vota no, quindi tutti espulsi, insomma, per essere chiari. Invece i due grillini in Friuli Venezia Giulia votano sì come concordato. È un vero caos e intanto Fratelli d'Italia ruba qualche parlamentare alla Lega, quindi c'è più di qualche livello, diciamo, di confronto e di scontro anche nel centrodestra, l'abbiamo visto molto bene pure ieri sera a Ring, insomma con qualche tensione. 16 hanno detto no ieri, 4 gli astenuti, 12 sono rimasti fuori, non hanno partecipato al voto. Un'alternativa c'è, gridavano, e questo è molto interessante. I 15 senatori, sapete, sono stati espulsi, ma forse anche no, loro dicono di no, c'è un nuovo organismo, devono decidere i 5 al vertice, il direttivo, ma se questo direttivo ancora non c'è, io Barbara Lezzi mi candido, la Barbara Lezzi però dicono no, tu non ti puoi candidare, al che arriva Grillo, non siamo più marziani, scrive, e come sempre bisogna interpretare quello che dice, torna e decide, richiama Conte, cosa fa? Conte va a fare il professore, si apre un suo movimento, viene a fare il leader del Movimento 5 Stelle, non si capisce più nulla. Intanto sulla scuola dicono tutti arancioni, Antonella, vero? Anche perché vorrebbero cambiare i criteri, anche RT sotto l'1 vorrebbero fare tutti arancioni. Adesso vediamo, anche se ci sono dei possibili aggiornamenti dell'ultimo minuto che mi sono perso io, per capire un po'. 7 rischiano l'arancione, i governatori dicono no, Lombardia in bilico, ecco vedete, però insomma vediamo un po' che cosa accade. Bonaccini sembra si sia messo da parte sul problema acquisto vaccini in regioni, dovrebbe essere lui a battere i pugni sul tavolo di Arcuri, infatti, in quanto presidente della conferenza delle regioni. Si è bloccato il video? Che succede? Si dicono tutti arancioni, sì, cosa aspetta Draghi a prendere una posizione forte su tutte le tematiche? Ragazzi, adesso ho appena ottenuto la fiducia, Massimo, vediamo da oggi se cambia appunto qualcosa e imprime il passo. C'è un tema interessante ancora sul modello danese della tassazione. Fino al 30 giugno la scuola probabilmente, presidenti di regione dovrebbero chiedere la testa del cui Speranza, sì, ma non lo stanno facendo. Fino al 30 giugno si potrebbe andare a scuola, molto probabilmente fa intendere il ministro Bianchi. La maturità il via il 16, quindi mentre si va a scuola ci sarebbe già l'esame di maturità. E quest'anno si boccia, ma con parsimonia, insomma, solo se indispensabile. E a settembre si potrebbe tornare una settimana prima a scuola. Il caso Schwarzer è veramente una di quelle cose, io non so voi, ma per un atleta che è fondamentale, l'età, la prestazione, la preparazione, perdere tutti questi anni è follia. E farlo per un intrigo internazionale è una cosa. 5 anni la sua marcia più lunga, le urine manipolate per farle risultare positive. È incredibile. La Federazione Mondiale di Atletica e l'Agenzia Mondiale Antidoping, tutto nasce questo 16 dicembre del 2015, lui doveva andare
a deporre praticamente, a partecipare a questo interrogatorio, e doveva denunciare 2 medici che stavano facendo doping ad altri atleti, e caso strano in quello stesso giorno finisce lui in un controllo particolare, perché un giorno in cui doveva testimoniare, e appunto finisce con queste provette che poi vengono manipolate, non vengono controllate, chiunque può iniettare qualsiasi cosa, avevano un arricchimento eccessivo di DNA, quindi non potevano essere di un atleta come lui, cioè cose pazzesche, per cui ieri appunto è stato assolto dalla procura. Vediamo appunto se potrà ripartecipare ai giochi di Tokyo. Il modello danese che vuole Mario Draghi ha visto l'abbassamento praticamente di tutte le aliquote, quella marginale, la più alta, la più bassa, e un aumento un ingrandimento, quindi un allargamento della fascia no tax, e in questa maniera 350.000 danesi hanno pagato molto meno, è stato un taglio di 30 miliardi di costo per lo Stato, ma insomma questo ha generato un maggior equilibrio e una ulteriore maggiore fedeltà fiscale della quale la Danimarca insomma di fatto è un po' leader in Europa, e questo è l'esempio che vuole evidentemente Draghi nel nostro paese per quanto riguarda la tassazione, e là dove il massimo adesso di tassazione è il 55%, lo scrive Repubblica, molto interessante questo articolo, ed è impossibile evadere, secondo appunto quanto studiato dalla Danimarca. Ora vi racconto, non cambia con Draghi, amico di Monti Letta, di conseguenza Soros, e sappiamo quali associazioni sono legati, 4 sedi a Trieste, scrive Alfio. È meglio il sistema danese o quello italiano? Quello italiano è un caos assoluto, certo che noi abbiamo tutte le detrazioni e deduzioni che poi vanno a riparametrare, ma allora forse sarebbe meglio un sistema più chiaro e netto e limpido, più comprensibile anche per tutti, meno farraginoso, meno burocratico, e quindi vediamo che cosa studierà Mario Draghi. Per quanto concerne, oggi sono particolarmente stanco, scusate ragazzi, ma ci rivediamo stasera alle 21 con Ring a Tele4, parleremo di Trieste, c'è il candidato sindaco Francesco Russo che sarà nostro ospite, affronteremo il caso Tuia, che gli insulti al mondo gay ancora una volta possono cacciarlo dal Consiglio Comunale, lui che oggi non rappresenta più nessuno se non se stesso e male con queste idee, possono cacciare forse se appunto lo fa il prefetto o lo fa il presidente della regione, perché è una regione autonoma. Ieri un po' la politica di centrosinistra si è avventurata in queste ricostruzioni, prendendo di mira Federica, dicendo: caro Federica, tu lo puoi fare, questo va allontanato dal Consiglio Comunale. Paola, sistema misto danese italiano, che ne so Paola, non mi fa fare l'economista perché non ne ho idea io di che cosa sia, quale sia la cosa migliore, cioè, lo studierà Draghi, che evidentemente è ben più competente. Allora, omicidio Tassitani, torniamo seri invece, perché questa è una storia pazzesca. Quindi finì in carcere 30 anni, condanna, Michele Fusaro, uccise, fece a pezzi, non poteva essere stato lui da solo, lo si disse subito, aveva un elenco con tutta una serie di donne figlie di benestanti e che vivevano da sole, ne scelse una. Insomma, cosa succede? Oggi il Corriere del Veneto fa questa apertura con un possibile mandante, appunto la richiesta di riaprire il processo, perché evidentemente bisogna cercare un'altra persona e quindi capire come sia possibile che abbia fatto davvero tutto da solo Michele Fusaro, e allora come mai il nome di un mandante in 3 lettere, riaprite il caso, questo è l'appello, lettere mandate ai familiari di Viola Tassitani, in quali con una scrittura molto incerta, e probabilmente qualcuno che, essendo destro però, scrive da mancino per non far riconoscere la propria scrittura, dà sempre indicazione chiara e netta di un nome come mandante e complice. Queste lettere sono in mano da diverso tempo agli inquirenti, da febbraio del 2020, quindi di fatto un anno, e fanno chiaramente il nome di un complice e di un mandante, e quindi adesso c'è l'appello a riaprire il processo, mentre Fusaro, che è in carcere, può chiedere permessi premio. Bene ragazzi, grazie a tutti. Cosa dice ancora Paola? Non mi chiedere ancora delle cose, anche tu sei competente e faresti il portavoce di Zaia? No Paola, assolutamente, il mio lavoro male è un altro, fatto male, come dico sempre, è un altro, ed è questo.
la politica la fanno gli altri, i portavoce fanno gli altri, a me piace fare il giornalista, male, ci riesco, ma mi piace fare questo. Antonella, a stasera cerca di riposarti, dura. Adesso abbiamo un'intervista al vescovo Crepaldi, sono a Trieste, quindi abbiamo tante cose anche oggi. Ci vediamo alle 21 con l'intervista a Russo, vediamo se ufficializza la sua candidatura a sindaco a Trieste. Le elezioni amministrative si spostano, le varie elezioni si spostano molto probabilmente da maggio a settembre o ottobre. Attenzione, anche questo è un dato ed è interessante, è da analizzare anche politicamente. Non sarebbe meglio averle magari in un periodo un po' più estivo? Come mai le spostiamo a settembre-ottobre? Se le spostiamo a settembre-ottobre perché comunque anche le amministrative generano un po' di confronto, a volte acerbo, a volte duro, e allora nel creare questo confronto duro forse in questo momento non bisogna disturbare la serenità di un governo che è amato da tutti, a parte alcuni. Quindi nasce, diciamo, i dibatini, come li chiamiamo, i dipatistiani e i Fratelli d'Italia. Quindi sono le uniche due componenti che da oggi faranno opposizione al governo. Grande Rina, non svalutarti. Marica, bravissima. Ciao a tutti ragazzi. Antonella, grazie davvero per le parole. Ci vediamo stasera alle 21 su Tele4 sul sito ferdinandovarino.it. Forza ragazzi, ciao a tutti, buona giornata.